Ben ritrovati a Cattoliche dintorni e buon anno a tutti. Oggi parleremo del complesso rapporto fra giovani e legalità. Sono questi temi che sono stati affrontati durante il convegno Il confine sottile, culture giovanili, legalità ed educazione, promosso dal Centro Studi per l'Educazione alla Legalità, diretto dal professor Luciano Caimi. Vediamo insieme questo servizio. Professoressa Colombo, ci può parlare della voglia di trasgressione nei giovani e dell'oltrepassamento del confine? Dunque, nei giovani c'è proprio come compito di sviluppo quello di affermare la propria identità da un lato e la propria appartenenza dall'altro, e sono due movimenti che risultano complementari. Ecco che allora è lo stesso giovane che vediamo all'interno del gruppo, all'interno del suo movimento, della sua squadra. Oggi abbiamo anche parlato tanto dei comportamenti, delle condotte devianti che sono spesso poi generate anche da un senso di appartenenza a un gruppo. Vediamo lo stesso giovane che sente un fortissimo desiderio anche a prendere le distanze e a togliersi, quindi a stabilire dei confini. Le ragioni che sono dietro a questo fenomeno naturalmente sono moltissime, tra cui anche quello che è stato ricordato molto bene ieri dal professor Lizzola, che sono scomparsi i riti di iniziazione con cui un tempo le giovani generazioni superavano i confini socialmente determinati. E questo è un tema tutto nelle mani degli adulti, di riuscire a non attraversare insieme ai giovani il confine, ma anzi di mantenere il confine, attribuendo però questa volta non più il senso che aveva per le vecchie generazioni, ma condividendo il senso insieme ai giovani stessi. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Professor Luciano Caimini, che cosa si intende per confine oggi? Il confine di per sé è una categoria complessa che, come è stato detto ampiamente dagli interventi, dice da un certo punto di vista una demarcazione, una differenziazione, anche una separazione, però c'è anche l'altro versante che sta ad indicare come il confine può significare una zona di collegamento tra due realtà contigue. Ecco, confine sta a significare anche che quella zona intermedia appunto è rappresentata un po' dalla categoria della legalità. Ecco, se si deborda, si passa da una zona di significati positivi ad una di significati negativi. Come non oltrepassare il confine nell'ambito delle medialità? Con molta attenzione, ci vuole equilibrio, ci vuole senso del limite, occorre avere anche la fortuna di essere accompagnati da dei mediatori attenti, cioè da delle figure educative che non necessariamente sono le figure classiche delle agenzie educative e istituzionali, possono essere anche dei pari, magari un po' più grandi, che però attraverso delle glosse, delle indicazioni, delle osservazioni a margine ci possono dare consigli importanti per non oltrepassarlo il limite. La letteratura, la fisica, la musica e l'illustrazione si incontrano nel libro Pianeti tra le note, appunti di un astronomo divulgatore, di Angelo Adamo, armonicista, fisico e divulgatore. Ascoltiamolo in questa intervista. 12, 11, 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3. She's building up and you can see 1, the fire. 0. Coming out. We have commit. We have liftoff. We have liftoff. Liftoff at 7:51 a.m. Eastern Standard Time. Sono le 7:51 ora di Houston. L'Apollo si sta staccando dalla torre di lancio.
sta prendendo quota. È molto bello da vedere. C'è una grande fiamma luminosa. Pesa 4.000 tonnellate. Sapphire flames, 7.5 billion pounds. They're on their way. Qual è il legame tra astronomia, poesia e musica? Secondo me non si parla di un solo legame, sono intimamente collegate, connesse in quanto tutte attività umane che nascono dal nostro tentativo di esprimerci e non solo esprimere la nostra interiorità, ma spesso anche nascono dalla necessità di raccontare, di descrivere la realtà. Per cui sono tutti linguaggi, anche la scienza è un linguaggio, quindi la musica, la scienza, la poesia, la pittura, sono tutti modi di esprimere noi stessi nella natura e allora alla fin fine possiamo dire che hanno tutto lo stesso obiettivo, quello di descrivere e raccontare. Quindi ritengo che ci sia una profondissima, anzi più di una profonda connessione. La musica è uno dei tanti valori aggiunti, non è il solo. Pianeti tra le note è ambiguo come titolo perché appunto rimanda sia alla musica che agli appunti del sottotitolo, appunti di un astronomo divulgatore. È bello scoprire che tanti musicisti, grandi compositori si sono ispirati al cielo e quindi nel percorso mi sono servito anche della grafica fornita dagli spartiti, dalle partiture di questi grandi compositori, che da un punto di vista visivo donano molto alla pagina, all'equilibrio della pagina. E poi comunque in qualche modo spiego anche come seguire la partitura anche per coloro i quali non sanno niente di musica, semplicemente guardandola come andamenti di note, quindi linee nel piano cartesiano. E quindi da questo punto di vista è un incoraggiare ad avvicinarsi, è un incoraggiare la gente ad avvicinarsi alla fisica, perché la fisica si può spiegare a un livello anche molto semplice, senza dover ricorrere alle complicazioni di magari qualche professore frustrato che ha ucciso gli studenti a scuola. E si può anche spiegare la musica raccontandola non tanto come singole note, non voglio che si sappia che quello è un La, vorrei tanto che si capisse che mettendo sul disco del pezzo si può seguire un moto di questi Quale messaggio vuoi dare ai giovani che vogliono affacciarsi a questo corso di laurea? Il messaggio ai giovani è semplicemente quello di non farsi condizionare da quello che sentono dire e da quello che magari dicono anche all'interno della facoltà alcuni, questo voler far credere che siano cose difficili, che vadano vissute come difficili, che vadano vissute come qualcosa di tremendo, non va bene, bisogna divertirsi. Purtroppo io la chiave per divertirmi con questi elementi l'ho trovata soltanto a corso di studi terminato. Però a un certo punto, quando ho capito che era quella la strada per me da seguire, da perseguire, quell'obiettivo da perseguire era quello di una sintesi tra tutti questi linguaggi, non mi sono più lasciato fuorviare da nessuno. È difficile non farsi fuorviare da ragazzi, da ragazzini, però a un certo punto basta, diciamo basta, e se vi raccontano che è tutto nero, metteteci voi i vostri colori e divertitevi a dipingere come volete le cose, anche se qualcuno molto palloso, molto barboso distrugge tutto durante il corso. Ma comunque credo che ci sono degli ottimi insegnanti e se andate a scavare nelle loro personalità scoprirete che anche loro non credono molto a quello che dicono quando parlano di questa necessaria inscatolazione dei vari saperi.